grandissima emozione, veramente. Bello, è stata dura, però insomma è stato riconosciuto il lavoro fatto durante i 5 anni, è stato riconosciuto il grande lavoro fatto da tutta la squadra in campagna elettorale. E bravi tutti, veramente, è una grande emozione, è la seconda volta per me, però è sempre bellissimo. Questa volta è dato il primo turno, che dati ha? Sono buoni, insomma, abbiamo scavallato il 50% più uno, mancano ancora 3 sezioni che sono in ritardo, però insomma ce l'abbiamo fatta, siamo abbondantemente sopra il 50%. E io voglio dedicare questa vittoria a Nico. Grande Nico! È mancato, è qui con noi, ieri purtroppo è mancato, è stato un grande consigliere, il suo spirito ci ha aiutato sicuramente. Allora, Stalingrado superata? Sì, abbiamo vinto su tutte le sezioni praticamente, tranne una, vabbè, lasciamone una agli altri, dai. Bene così, bene così. Avevamo paura del terzo candidato, ma si è attestata sul 6-7%, quindi non ci ha impedito di fare il 50% più uno. Centrodestra unito. Centrodestra unito, il centrodestra vince, è una grandissima coalizione, una bellissima squadra. Ringrazio tutti i 111 candidati, bravissimi, abbiamo lavorato tanto in questi mesi, insomma abbiamo fatto grandi proposte per continuare a governare bene la città di Mogliano. Qual è la prima cosa da fare adesso? Ce ne sono tante, la prima l'ho anche già annunciato, insomma dedicheremo, festeggiare naturalmente, no, dedicheremo una piazza ai volontari di Mogliano perché se lo meritano, abbiamo tantissimi volontari in città e si meritano di avere una piazza dedicata a loro. Va bene, allora adesso davanti al municipio? Sì, assolutamente, festeggiare. E allora andiamo davanti al municipio. Grazie.